anche oggi una storia legata a un luogo, anzi a 3 luoghi. E questi luoghi sono un campiello a San Giovanni e Paolo, il Fondaco dei Turchi e niente meno che il campanile di San Marco. Ma non il campanile di San Marco che conosciamo, quello vecchio, quello prima del crollo del 1902. E il protagonista della nostra storia è un campanaro. Siamo in un periodo in cui non c'è elettricità, le campane vanno suonate a forza di braccia e quest'uomo è enorme, è altissimo, è alto più di 2 metri, è fortissimo e per questa sua particolarità viene notato da un professore, è un naturalista che ha una sua propria collezione. E un giorno si fa un po' coraggio e avvicina quest'uomo e gli dice: Giulia, a te che sei un campanaro e che sei così grande, un uomo così prestante, ho una cosa da chiedere. Tu non mi venderesti il tuo scheletro? E il campanaro dice: che cosa? Il mio scheletro? Ma sì, il tuo scheletro! Sei un uomo possente, enorme, pensa che scheletro che mi hai dentro! Certo, mica me lo prendo adesso, te lo pago e te lo pago bene e te lo prendo quando muori. Ma il campanaro non è così convinto e inizia a trovare con cortesia, il professore è un po' anziano, una scusa dopo l'altra. Ma no, io e il mio scheletro ci conosciamo da tanto tempo, siamo molto uniti. Però col passare dei giorni, tante e tali sono le insistenze del professore, ma soprattutto tale è l'offerta economica, che il nostro campanaro inizia a vacillare e pensa: oh, io sono vecchio, è vero, ma il professore è molto più vecchio di me. Io gli vendo lo scheletro, in un paio d'anni lui muore, nessuno si ricorda più del nostro accordo e io mi tengo i soldi, mi tengo anche lo scheletro. E forte di questo convincimento si decide a firmare il contratto. Al momento della stipula il professore, un po' serio, un po' scherzando, dice: sai cosa farò a te che sei un campanaro? Metterò una campanella nelle mani del tuo scheletro e tu, il tuo scheletro, sarà il guardiano delle mie collezioni. Detto fatto. Ora il nostro uomo è ricco, non ha mai pensato in tutta la sua vita di poter guadagnare in un colpo solo così tanti soldi ed essendo, fra le altre cose, un amante del buon vino, inizia a investire il capitale, prima in un baccaro, poi in un'altra osteria. Non passa una settimana che i soldi sono quasi tutti lì perché sono veramente tanti. Ma il nostro campanaro muore proprio al tavolo dell'osteria perché ha bevuto troppo. Ed è così che il suo scheletro entra a far parte delle collezioni del professore. Oggi lo scheletro del campanaro di San Marco esiste ancora e abita nel Fondaco dei Turchi, l'attuale museo di storia naturale della città, dove se ne sta calmo e silente per tutto il giorno dentro la sua vetrina. Ma quando arriva la mezzanotte, esce dal museo, raggiunge il campanile di San Marco e, salitolo, dà i rintocchi di mezzanotte alla marangona, la campana più grande e più antica del campanile, l'unica che si salvò dal crollo del 1902. Una volta fatto questo, raggiunge la sua vecchia casa a San Giovanni e Paolo, in Corte Bressana, e nel farlo suona la campanella che tiene in mano e chiede l'elemosina ai passanti. Lo scheletro del campanaro di San Marco chiede soldi per poter ricomprare se stesso. Grazie. Venezia ci stupisce, sempre ci incanta. Grazie ad Alberto Tosofei per i suoi racconti.